Anche oggi è un buon incontro, produttivo e positivo, e diciamo che ci avviamo verso la firma di questa preintesa quadro, che è già una bella pietra miliare. Beh, guardi, le materie che stiamo trattando, un altro pacchetto di materie, e io spero anche la necessità di mettere tempi certi anche per il lavoro che si farà in futuro, lavoro che magari sarà dedicato ad altri interlocutori. Ma da questo momento con serietà, e sicuramente la sanità, il lavoro, l'ambiente e i rapporti con l'Europa e l'istruzione, ma arriverà anche un nuovo pacchetto di materie che spero si andrà a concretizzare ancora prima della preintesa quadro. Io immagino che il preaccordo si debba assolutamente firmare, se si firma, ma non ho motivo di pensare che non sia così, entro prima della presentazione dell'inizio della campagna elettorale. Noi assolutamente non stiamo contemplando interruzioni. Dopodiché arriverà il nuovo governo, il lavoro continuerà e ovviamente ci sarà la preintesa quadro firmata qualche mese prima, che regolerà anche i tempi del lavoro con il nuovo governo.